Amministrative ormai ci siamo. Mercoledì prossimo alle ore 12 scade il termine di presentazione delle liste. La Prefettura di Agrigento, infatti, in occasione delle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio, attraverso una nota inoltrata ai sindaci delle amministrazioni interessate alle consultazioni, precisa che la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dal 30° al 25° giorno antecedente la data della votazione e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12. Dunque la chiusura delle operazioni di accoglimento delle liste è prevista, come detto, per le ore 12 di mercoledì 11 aprile. Il segretario generale del Comune di Agrigento, al fine di assicurare un più efficiente esercizio del diritto elettorale, ha potenziato il servizio di autenticazione delle firme, sia per la presentazione delle candidature che per le sottoscrizioni delle liste. Un servizio che già da venerdì 6 aprile sino a mercoledì 11 viene svolto contemporaneamente presso le sedi degli uffici comunali del Palazzo di Città in piazza Pirandello, piazza Gallo, ufficio elettorale Stato Civile, poi ancora gli uffici comunali di Fontanelle in via Pancamo, la biblioteca comunale di Villa Seta in via della Concordia. E ad Agrigento sarà un fine settimana intenso per i 5 candidati a sindaco. Già oggi uno di loro, Giuseppe Arnone, in una conferenza stampa ha presentato una parte della giunta che formerà la squadra di governo. L'altro candidato, Giampiero Carta, è impegnato a parlare dei propri progetti elettorali e del programma che intende portare avanti se eletto in una puntata di Tema, trasmissione di Teleacras, mentre Salvatore Pennica questa sera in Piazza Croce terrà un comizio a Villa Seta. L'attuale sindaco di Agrigento e candidato alle prossime amministrative Marco Zambuto e l'ormai ex segretaria della CGIL e candidata sindaco di Agrigento Mariella Lobello sono itineranti sul territorio per la campagna elettorale. E in questo clima di elezioni è da registrare quanto dichiarato dal vice segretario nazionale di Grande Sud Michele Cimino, che replica alle accuse mosse da Giuseppe Arnone sulle responsabilità dello scempio e dello scandalo di Agrigento invasa dall'immondizia. Cimino replica: l'ormai ex consigliere comunale Giuseppe Arnone, non potendo trovare spazio nelle liste per le prossime amministrative, entra sempre più spesso nel mondo dei vaneggiamenti, laddove da anni risulta essere protagonista indiscusso. L'aver fatto discendere l'allora sindacatura Piazza alla proposta e al volere di Cimino è pura farneticazione. Mi è facile sostenere, se dovessi usare lo stesso metro di Arnone, che Marco Zambuto è stato eletto e ha governato grazie al suo volere, al punto tale da essere stato indicato quale miglior sindaco mai avuto da Agrigento, salvo poi esserne additato come principale causa dei suoi mali. Come si vede, per Giuseppe Arnone la coerenza è esercizio facoltativo.